Amici bellini, martedì è un martedì pazzesco, quindi, perché il martedì, perché allora se voi siete, se vedete nei commenti qualcuno che dice ma quale martedì si chiude la capanterra, è lunedì eccetera eccetera, voi ditegli benvenuto perché vuol dire che siamo gente nuova. Ieri abbiamo rotto YouTube, complimenti a tutti noi perché è stata una cosa straordinaria, ma dobbiamo parlare di tante di quelle cose che non so nemmeno se esce un video o ne escono due, perché c'è la questione del rigore, c'è la questione Donnarumma, c'è la questione tattica, oggi si fa la lavagnetta, c'è la questione Gattuso, dobbiamo parlare di tutto, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Saverio! Cotti completamente, sono fatti mirabilmente. Ma cosa stai dicendo? Ehi, no, ma sto perché sto cucinando. Concetta non fa più un cazzo. No! Cioè, dov'è? Non fa più un cazzo, si è licenziato. Si è licenziato? Lo so. Sembra una cosa assurda. Il posto fisso, non c'è lavoro, il Covid. Si è licenziato, ci puoi credere? Non ci posso credere, assolutamente. Ma per forza di cose. Poi dovete sapere che i funghi li chiamano mushroom qua, ma li chiamano anche fungi. I fungi. I famosi fungi, i funguai, i funghi. E quindi i fungi, poi c'è la battuta che loro fanno. Sentiamo. Mushroom walking into the... Quindi? Ma tu se non le sai le battute in inglese? No, e spiegamela bene anche gli amici. Perché non mi fai entrare alla festa, dice il fungo. Sì. E dice no, ma perché solamente è una festa solo per i pomodori. Ma perché io sono un fan guy, cioè sono un ragazzo divertente. Lo so, non fa in inglese fa ridere. Non lo so. Nemmeno più di tanto. È bravo, nemmeno in inglese. Comunque. Sì, questo è un bel vedere sicuramente. Me la faccio, poi l'odore mi convince. Non è un tan figlio, No, non è un tan non è, figlio, né un tan padre. Vabbè, proprio cringe. Questo è il cringe. Non è compito mio tu devi far ridere, certo. non io. Io sono un'altra cosa. Forse è meglio, Io sono... meglio che cucini. Dai, chiudi, che sta diventando troppo lunga questa manfrina. Direi sì che è il momento di chiudere, ma tu dovresti chiedere... Sì, mettessero il like, è chiaro, devono iscriversi al canale, se ancora non si sono iscritti al canale e siamo proprio alla follia completa. Iscrivetevi al canale, avanti. Non è una follia, Forza. è merito. Tu, proprio tu. Ma tu chi? Cioè, non ce n'è uno su, tutti si devono iscrivere. Insomma, Saverio solito dall'altra parte, è bene che anche i nuovi, benvenuti ai nuovi, insomma, perché ieri abbiamo distrutto tutto, quindi è bene che voi cominciate a sapere che io sono Valerio Fluido da New York, che l'altro gemello, insomma, cretino è Saverio solito che cucina per me, eccetera. Cioè, è importante che subito capiate qual è il tenore di vita di questo canale, che ci divertiamo tra di noi e cerchiamo di fare un po' di approfondimento tattico, non siamo quelli là, capite? Il Napoli ha vinto tutto a posto, il Napoli ha perso, Gattuso out, non siamo mai stati e mai lo saremo, e io sono qui per farvi notare magari delle cose che non avete notato o che addirittura in TV i primi commenti non hanno notato, e quindi dobbiamo parlare di una partita che il Napoli vince bene, parliamoci chiaro, vince bene. Se qualcuno che ogni tanto mi dice ma Chiariello ha detto eccetera, io devo dirlo subito, Chiariello ha fatto un ottimo editoriale, veramente ha parlato bene un po' di tutto. Ci sono delle cose, dei dettagliucci su cui non sono d'accordo, ma ha detto delle cose ottime anche su Gattuso. Il problema è solo il finalino, caro Umberto. Il finalino, tutto a posto, dare merito eccetera eccetera, vuol dire che Gattuso gli è arrivato qualcosa all'orecchio. Cioè praticamente alla fine di tutta la fiera hai fatto i complimenti a Gattuso, hai detto che la vittoria e la prestazione del Napoli è merito tuo, che gli hai detto come deve giocare, che non deve giocare più tiki taka toki tiki tu, che deve giocare più verticale. Guarda che Gattuso lo sapeva già, non aveva bisogno di te, c'era probabilmente bisogno di un po' di tempo per prepararle le partite, c'era bisogno di rientrare con dei giocatori fondamentali, perché altrimenti senza i giocatori fondamentali non si cantano messe, ragazzi. Toglieteglielo a Lukaku, all'Inter, e vediamo se vincono lo scudetto così in carrozza tranquillamente. E io non voglio nemmeno parlare di Osimhen, di cui abbiamo parlato ampiamente, e sto ragazzo si sta togliendo degli schiaffi da faccia perché subito è stato tranciato da alcuni giudizi, e invece il suo impatto è straordinario. Ragazzi, noi dobbiamo parlare di Dries Mertens e nessuno si azzardi a non notare delle cose. Io qua mi devo far aiutare per forza, ma per forza, dagli screenshot. Primo
primo screenshot importantissimo, guardate questo qua. Praticamente Mertens che cosa fa? La palla arriva a Fabian, Mertens sta subito indicando dove deve arrivare il pallone. Come si svilupperà questa azione? Mertens non chiede la palla, Mertens sta tenendo occupati i due centrali. Come si sviluppa questa azione? Con la palla che arriverà a Insigne, e la facciamo vedere bene con questo secondo screenshot, perché guardate Mertens dov'è? Insigne poi riceverà palla dalla sventagliata di Fabian, ottima partita di Fabian, fatemelo dire. La palla arriva là perché Mertens, lo vedete? Non lo riuscite a vedere perché si sta portando appresso Gabbia, ha disturbato Tomori, se ne sta andando lì e quindi Zielinski è solo. E non è una volta sola che questo è Zielinski, sono 4 o 5 partite. E da quando è tornato Mertens che stiamo facendo notare queste cose noi su questo canale. Se gli altri non li notano e non va bene, mi rivolgo anche a certi amici, certe persone che sono brave, persone preparate, che però fanno vedere solo quello che vogliono loro, e stavolta non fatemi fare nomi perché mi appiccico e non voglio appiccicare. Mertens. Di conseguenza, un altro screenshot importantissimo che dobbiamo far vedere è Zielinski 1, perché Mertens qui guardate dove sta, guardate dove si è portato il difensore, riceve palla lì, la darà a Di Lorenzo che cosa fa? Zielinski 2, ovviamente. Di Lorenzo trova poi il filtrante perché Mertens, guardate come sta là dietro, e si è creato il buco, guardate lì, e ancora Tomori che è rimasto ma tutta la difesa è slittata, guardate quanto spazio che ha Zielinski, ed è lì sul filtrante poi di Lorenzo che Zielinski fa il primo tiro, quello là al volo dove c'è un'ottima parata di Donnarumma. Però noi dobbiamo parlare anche di come si è messo in campo il Napoli. Questo sto parlando del primo tempo dove il Napoli ha attaccato, ha avuto il pallino del gioco e il Milan si è mosso in contropiede. Siamo chiarissimi, questo video lo voglio tenere breve, ma certe cose bisogna dirle subito perché questo è approfondimento tattico fino in fondo. Il Napoli costruisce a 3, vogliamo passare direttamente alla lavagnetta, facciamo l'Amrabat, Amrabat, Cicocco 3C, e però ha già fatto un movimento e poi non ha già fatto la transizione positiva, la fase difensiva, il jingle ho già commissionato ad Andrea Stipa la batteria. No, ci dobbiamo divertire qua su questo canale. Il Napoli si presenta così, ma non è vero, perché questa è la fase, ovviamente la fase difensiva, poi ci vuole, la fase difensiva è così ed era bella chiara, ovviamente con il 4-2-3-1 che a tutti gli effetti è sempre un 4-4-2. C'è qualche giornalista che ogni tanto dice: ma perché il Napoli non si mette 4-4-2 con Mertens vicino a Osimhen? Tesoro, era quello che faceva il Napoli a inizio stagione quando Mertens e Osimhen erano in grande forma. Adesso lo deve fare Zielinski vicino a Mertens o Zielinski vicino a Osimhen. Tesoro, è questa la tattica, non ci arrivi, non fa niente, è un problema tuo. Questo era in fase difensiva, ma la fase offensiva, ragazzi, era questa qua, e mo ve la faccio vedere. E se non l'avevate vista, ragazzi, io sono qui per questo, ma io vorrei che qualche giornalista ve la faccia vedere, perché non deve essere compito vostro, non deve essere compito del tifoso. Io faccio l'approfondimento e vabbù, ma sono i giornalisti che vi devono far vedere come si era schierato il Napoli, così, e c'era una costruzione a 3 a tutti gli effetti. Ogni tanto era Fabian e ogni tanto era Demme che si abbassava qua, Maksimovic centrale, Koulibaly difensore sinistro, Insigne più basso di Yusai. Gattuso non ha idee. Questa cosa l'abbiamo fatta con l'Inter quando abbiamo perso con l'Inter. Vi ricordate che io ho detto Gattuso ha trovato un'idea, è venuta bene, abbiamo perso, siamo stati sfortunati ma abbiamo giocato bene? Signori, anche Politano con Di Lorenzo questa volta, non solo da una fascia, è stata esattamente così, e questo ha tenuto impegnato e bloccato Hernandez Teo nel primo tempo perché è riuscita bene, dopodiché ovviamente, ma era proprio così, era proprio chiaro. E cosa succede con Mertens? Che Mertens si porta appresso gli avversari e Zielinski ha spazio. È sempre così, ragazzi, è facilissimo. Gattuso non ha idee, Gattuso out, Gattuso il gioco non abbiamo un gioco. Poi mi dovete spiegare che cos'è avere un gioco, se fare passaggi orizzontali, verticali, se la palla lunga è un gioco, il catenaccio è un gioco. Non abbiamo un gioco, ma capito? Oggi parlo io perché però mi dovete ascoltare. E se volete continuare a dire Gattuso out, dite a Mess Bakayoko Gattuso out, perdavamo la partita but Gattuso out, e vabbè, là mi fermo, là alzo le mani, perché se volete fare così ovviamente alzo le mani. Ospina, una buona parata, specialmente quella su quel calcio di punizione di Tonali
finali sul colpo di testa di Rebic, dopodiché mi è sembrato abbastanza sicuro, ha dato abbastanza sicurezza al reparto. Andiamo avanti. Le dolci note sono Fabian, ragazzi, che anche in fase di costruzione si è abbassato bene, ha fatto quello che doveva fare, cambi di gioco di qua e di là, come abbiamo già fatto vedere col Benevento. Mi raccomando, non sottovalutiamo queste cose. Ma poi è andato al tiro anche in maniera decisa, bella violenta, sì. E poi la fase difensiva, Fabian l'ha fatta e ha spazzato molto spesso l'aria. Maximovic, senza infamia e senza lode. Koulibaly mi è piaciuto molto, meno fuffoso, è stato più deciso quando si doveva spazzare, si spazzava. Insigne, ragazzi, Yusai ha fatto il partitone. Vado in difficoltà. Yusai ha fatto il partitone. E poi non voglio dire mo Yusai è meglio di Mario Rui, perché Yusai abbiamo detto che comunque sulla fascia sinistra sta in difficoltà col destro. Ha fatto il partitone. Si può fare. Ovviamente non si può fare sempre, perché comunque è un giocatore adattato, siamo d'accordo, ma quando ha fatto il partitone diamo a Yusai quello che è di Yusai, e il gol arriva su un suo recupero. Lui rompe la linea bene, recupera il pallone, la scambia con Zielinski trova il filtrante per Politano, che si fuma a Theo Hernandez e segna di destro, anche fortunoso il tocco col destro. Questa era la situazione. Dopodiché nel secondo tempo il Milan, dopo il gol, ha preso un pochino il pallino del gioco e il Napoli si è comportato di conseguenza, sfruttando il contropiede. Entra Osimhen e ovviamente resta qua, entra Elmas e ovviamente va lì, e ci siamo. Dopodiché entrerà anche Mario Rui, che si varrà a posizionare di qua, e Bakayoko purtroppo entra al posto di Deb. Secondo me sia Dem che Politano avevano dato tutto in quel momento, e ci siamo ritrovati ovviamente con Di Lorenzo un po' più avanti, e quindi la classica 4. Il Napoli potrebbe giocare 4-4-2, giochiamo 4-4-2, se non ci arrivate veramente non è colpa mia. È troppo lungo il video, allora dobbiamo fare il secondo video, perché voi volete che io vi parli del rigore. Benissimo, ne parliamo in un secondo video separato, perché voglio farvi notare delle cose, e noi ne abbiamo parlato in live. Se non avete visto la live siete completamente pazzi, ci siamo divertiti. Io sono stato molto onesto nel giudizio del rigore, ma voglio approfondirlo per bene con un video apposito, dove tutti i milanisti possono venire a dire che abbiamo rubato, dove tutti gli altri tifosi delle altre squadre possono venire a dire la loro. Noi qua parliamo di tattica, e quindi qua non voglio perché qua dobbiamo parlare di tattica, le idee di Gattuso eccetera eccetera. Gattuso out, Gattuso che non può parlare perché continua il silenzio stampa. C'è la petizione in basso, firmate la petizione, perché ci servono delle figure manageriali. Firmate la petizione, ragazzi, è importante. Iscrivetevi al canale, a 7.500 vi regalo una maglietta. Io non so più cosa fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Tra un'ora esatta, secondo video sul rigore, e tutte le polemiche. Donnarumma, allora sì, allora ci rifai spesso. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.